Linguaggio che trovi. A Napoli c'è una divisione in zone delle parole e il senso cambia a seconda della latitudine. Dici tarantella e tra Vomero, Posillipo e il centro storico pensi subito a pizza e tamburelli. Secoli di storia lucidati sulle cartoline, Magna Grecia dal 470 a.C., la bellezza della città soffiata nel folklore. Dici tarantelle e invece tra Secondigliano, Scampia e San Giovanni pensi a ben altro. Tamburi e colpi di pistole, pezzi di cronaca affumati in cartine, sfilze di 41 bis, tutta una bruttezza ingolfata nel dolore. Napoli e le sue tarantelle. Quante voci ha dentro di sé questa città? Come può dire una verità sola? Ci vorrebbe un accordo, già, un accordo tra le sue anime, se non ci arriva la società a puntare dritto sull'arte. Ecco, magari sotto la realtà che scotta, mettere un po' di tavole di palcoscenico. Allora sì che Damiano a Via Manzoni sarà la stessa tarantella, un unico spettacolo di speranza e solidarietà. Il teatro come bilancia tra il centro e la periferia, il palco che giustizia tra lo sporco e lo splendore, tra chi ce la fa nella vita per chissà quale diritto e chi per dispetto non potrebbe mai farcela. C'è stato un progetto vero, riuscito, concreto, ha funzionato meglio di qualsiasi finzione scenica. 20 ragazzi pescati dalla strada, negati alla malavita e fiondati in un corso di formazione finanziato dalla Regione Campania con il contributo del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nati in quartieri dove cantano più galere che galli, dove la vita morde come una tarantola, avevano tra i 14 e i 18 anni e tante, troppe tarantelle per la testa. Genitori in carcere, zero opportunità, qualche precedente già da scontare e negli occhi solo sangue e cemento. Presi per mano dall'associazione Apeiron, dal Centro per la Giustizia Minorile di Campania e Molise e dal Teatro Totò, hanno conseguito prima la licenza media e un corso di alfabetizzazione e informatica. Poi hanno studiato 400 ore in teatro tra canto, recitazione, dizione, trucco e scenografia ed è successo così che le loro storie, scampate alla tragedia, siano sublimate in un racconto. Filtrate dalla favola sono diventate uno spettacolo dal titolo 167 dall'aula al palcoscenico, scritto da Paola Capasso e Gaetano Liguori, con la partecipazione straordinaria di Franco Ricciardi. Non è stato solo la lotta alla dispersione scolastica e all'esclusione sociale, ma 167 è stato anche un altro miracolo. La città stessa che capisce di dover misurare la sua gradazione storica partendo dal degrado che le sta attorno, nelle periferie. Dopo il debutto al Totò come evento del Teatro Festival nel dicembre 2007, 167 ha fatto tappa al Don Gesualdo di Avellino, al Di Costanzo di Pompei, al Comunale di Caserta, fino all'Auditorium della RAI, dove è stato registrato per andare in onda tra breve su Rai 2, nell'ambito della rassegna Palco e Retropalco. Non si poteva disperdere il prezioso lascito di 167. A distanza di 2 anni, quei giovani attori si raccolgono ora intorno ad un nuovo progetto, Luna Nera, romanzo di quartiere, interpretato ancora da Franco Ricciardi con la partecipazione di Gennaro Silvestro e la regia di Enzo Liguori. Dal 26 marzo in anteprima nazionale al Teatro Totò. È un intreccio di storie che segue lo stile della fiction, una prova di maturità artistica e sociale per questi ragazzi di vita. Se in 167 incarnavano una ferita, da Luna Nera saranno scarnificati, arrivando all'osso dei rapporti con camorra, Stato e giustizia. Loro sul palco giungeranno ad una svolta, giudicare per vivere, ma non vivere da pregiudicati. Noi dalla platea capiremo per una buona volta che ad ogni morso della periferia occorre il rimorso della città per bene e che le tarantole muoiono solo a suon di tarantelle.